Buonasera a tutte e a tutti, benvenuti. Popoli sotto assedio è il titolo di questo confronto. Come già dicevamo ieri sera, purtroppo i conflitti attraversano tanti degli appuntamenti del nostro festival. Oggi, nell'appuntamento di poco fa, Elda Baggio, vicepresidente di Medici Senza Frontiere, diceva che dalla Prima Guerra Mondiale ad oggi è sempre maggiore la percentuale di civili che soffrono a causa delle guerre. Ne parliamo e li ringraziamo davvero profondamente per essere qui con noi, con Damir Ovcina, scrittore ed editore. È uno dei 5 finalisti del Premio Terzani di quest'anno. Il suo libro pubblicato da Keller, Preghiera nell'assedio, è un libro di grande letteratura che davvero vi consiglio di leggere. Con noi Domenico Quirico, giornalista. Lo conoscete, ha vinto nel 2018 con Succede ad Aleppo il Premio Terzani. Sarò sintetica, tanto la biografia completa la trovate sul nostro libretto. E poi Paola Caridi, giornalista, saggista e storica. Ha presentato poco fa la nuova edizione del suo saggio Hamas. A moderare il confronto Anna Maria Giordano, voce di Radio Rai 3. E a lei lascio la parola. Grazie, buon ascolto. Allora, buonasera e ben ritrovati perché ho la fortuna e il privilegio di tornare a Udine da qualche anno in varie vesti. E stasera la veste è quella di solita, forse quella più consueta per me, di cercare di ascoltare delle persone che possono aiutarci a capire. Il compito è quello di fare possibilmente delle domande utili e di ricevere se non illuminazioni, certamente delle chiavi per leggere quello che ci accade intorno. Sia Paola Caridi che Domenico Quirico vengono spesso disturbati da me e dai miei colleghi mentre si trovano in giro per il mondo, mentre si trovano a scrivere delle cose che accadono nei posti di cui si occupano. Sono particolarmente felice invece di vivere la novità dell'incontro con Damir Ovcina e anche di avere a che fare con qualcosa che non ha carattere giornalistico, ma che porta da un'altra parte. La prima cosa che mi veniva in mente da dire, pensando oggi, venendo qua, che è il 9 maggio e questo incontro cade in un frangente particolare tra ieri e oggi, ricorrenze di cui sembra che l'attualità si faccia beffa, insomma una tragica beffa. La fine della Seconda Guerra Mondiale ieri, oggi in Russia celebrano la loro grande guerra patriottica, ma oggi è anche festa dell'Europa, che ricorda quella dichiarazione Schuman del 1950, quando nasceva quella che è oggi l'Unione Europea, e nasceva dopo la Seconda Guerra Mondiale, nasceva mettendo insieme le risorse che erano alla base del conflitto con la CECA, quindi è un passato e delle ricorrenze che vanno a sbattere, almeno dal mio punto di vista, su quello che oggi sia Paola che Domenico si ritrovano a raccontare. Quello che possiamo fare è approfittare di loro, ecco. Sicuramente la cosa più utile, più proficua, più costruttiva può essere quella di interrogarli su quello che raccontano e certamente, come farete, come penso facciate anche in molti, si interrogano su quale sarà l'eredità di quello che sta accadendo. Naturalmente l'attenzione è concentrata, io do per scontato le cose di cui parleremo perché la nostra attenzione è un po' concentrata e monopolizzata dai 2 conflitti in corso, quindi arriviamo qui da
ore di cronaca che riguardano, almeno ultimamente, soprattutto il conflitto medio orientale, ma anche la guerra in Ucraina, per cui abbiamo un carico pesante, no? E quindi l'idea è che loro ci possano fornire innanzitutto il frutto di quello che è il loro lavoro costante, che da una parte c'è il racconto della realtà, in qualità di reporter Domenico, ma anche in qualità di analista, di interprete Paola, e comunque quello che possono riportarci è, secondo me, anche uno sguardo che va oltre la messe di informazioni che riceviamo e che accumuliamo giorno per giorno in questo periodo. La speranza è che riusciamo a mettere insieme o comunque a contribuire a un momento di informazione e di condivisione che sia davvero alternativo, se posso usare questo termine, e che comunque ci aiuti ad entrare e che ci faccia andare al di là del racconto dell'attualità. Io vorrei partire da Paola perché è quasi un po' automatico, un po' perché veniamo anche da una giornata in cui abbiamo condiviso una serie di cose. Io ho ascoltato già il suo primo incontro e comunque vengo dall'ultimo telegiornale che ho sentito, dalle ultime notizie, quindi un po' mi rivolgo a lei perché mi ha colpito una cosa che lei ha detto a più riprese in questi mesi, che una cosa fondamentale è da dove si guarda la guerra, da quale punto di vista, da quale angolazione si guarda la guerra, perché può fare molta differenza nel vedere, nel leggere, nell'interpretare. Paola. Grazie anzitutto, grazie perché credo che non sia semplice per nessuno poi vivere questi mesi, non solo per i giornalisti, per gli spettatori, per i cittadini, perché sono mesi che continuano, sembrano non finire mai, poi tutte le guerre hanno una fine, però quando ci sei nel mezzo sembrano non finire mai. La questione dello sguardo me l'ha insegnato l'arrivo a Gerusalemme nel 2003, perché non sono arrivata a Gerusalemme da Roma, ma sono arrivata dopo un'esperienza di quasi 3 anni al Cairo. Quindi arrivare a Gerusalemme dal Cairo vuol dire già avere un'altra prospettiva di Gerusalemme. E la stessa cosa succede con Gaza. Per 10 anni ho vissuto a Gerusalemme, quindi Gaza è stata un posto molto vicino, eppure nella nostra percezione, ma anche nella percezione a Gerusalemme, non inaccessibile ovviamente, perché potevo chiedere ed ho chiesto il permesso all'ufficio stampa del governo israeliano per poter entrare, e sono entrata. Ma era comunque un posto distante già lì, ma un posto a poche decine di chilometri da Gerusalemme. Lo sguardo che invece abbiamo da qui è lo sguardo di un posto di cui non solo abbiamo saputo pochissimo, ma verso il quale siamo stati indifferenti prima del 7 ottobre. Eppure è stato un posto difficile prima, molto difficile prima, e il fatto di non averlo visto prima ci fa sentire, ovviamente parlo per tutti noi, non solo per me, ci fa sentire inadeguati rispetto a Gaza. Vedere poi il 7 ottobre, dopo il 7 ottobre da Amman, dove ero appunto all'inizio di ottobre, significa vederlo appunto da Oriente verso Occidente, e questo dà un'altra percezione, perché è chi ti sta accanto che ti dà un'altra percezione, cioè uscire di casa, andare in un negozio, nel panificio, dal barbiere, nel supermercato, e vedere che tutto è acceso su Gaza attraverso non solo Al Jazeera in arabo, ma attraverso tutte le testate che, se anche non hanno persone lì, giornalisti lì, parlano di Gaza, dà un'altra dimensione della guerra. Questo non vuol dire che la guerra, siccome è più vicina, è più importante, perché io credo che questo sia un errore
da questa parte del mondo, non pensare che questa guerra sia così importante anche per noi. E credo che il pubblico tutto sommato lo sappia, gli spettatori lo sanno, i cittadini lo sanno, perché quello che ho notato in questi mesi, e qui chiudo, è stato questo senso di disagio, del non comprendere che cos'era Gaza, che cos'è Gaza e che cosa sta succedendo. Allora questo senso di disagio, di inadeguatezza, credo che debba essere colmato da chi, come noi, prova a fare anche da mediatore tra quel luogo, quelle persone, quei diversi attori e chi fruisce poi dell'informazione. Ogni giorno dipende appunto dal lavoro che riusciamo a fare come mediatori. Io faccio un lavoro diverso dal vostro ed è esclusivamente un lavoro di mediazione, perché sono ferma a una scrivania, a un microfono e cerco di individuare il racconto migliore che può servire a sciogliere la complessità di cui parli, perché sul conflitto medio orientale è complesso per chi ha l'ambizione, la pretesa di saperne un po', ma lo è 1000 volte di più, no? Per chi adesso se l'è ritrovato quotidianamente in ore di informazione, in pagine e pagine scritte. Quello che dice Paola è verissimo, perché facciamo i conti con un tipo di lettura che è piena di vizi, insomma, è piena di filtri, è comunque caratterizzata da una prospettiva che non ci consente di andare fino in fondo, anche se forse fino in fondo non si può andare. Volevo passare a Domenico, restando sempre al racconto della guerra. Il lavoro di Domenico Quirico è un po', penso che rappresenti da una parte la geografia dei conflitti degli ultimi decenni e dall'altra anche la storia delle guerre per come sono raccontate. Il tuo lavoro non è cambiato, non si è trasformato. Io ho la sensazione che però abbia acquistato una centralità sempre più forte per te nel leggere una realtà, nel raccontarla, la ricerca di un'autenticità e il rimanere appiccicato alla realtà, ma soprattutto alle persone che vivono le storie che racconti. Ho come la sensazione che ci sia un peso del fattore umanità, un fattore umano in quello che racconti, che sia aumentato nel tempo e che ci fa vedere un'altra storia, forse più vera. Buonasera a tutti. Non lo so, io ho un'idea molto semplice della possibilità di raccontare la guerra, e l'unico modo che conosco e che ho cercato molto umilmente di applicare è quella di viverla con coloro che ne sono, come dire, travolti e distrutti. E allora uno si accorge che il tempo di questi esseri umani è diverso dal tempo nostro. Nel senso che la guerra non è un episodio, un lampo, è memoria, è la vita quotidiana. Cioè io ho attraversato fisicamente popoli che sono in guerra da decenni. I somali, io ho cominciato col Mozambico negli anni '80, del secolo scorso, avessi un po' paura di dire del secolo scorso. Gli afghani sono in guerra dall'epoca dell'imperatrice Vittoria, i ceceni, i siriani, i saheliani, gli ucraini, e poi si parlava della Palestina, 75 anni. Allora chi vive in questa esperienza, a poco trasforma la guerra nella propria condizione umana e ne subisce una modificazione antropologica. Esce dal genere umano ed entra in un altro genere umano, in cui persino i sensi sono diversi e la percezione della realtà è per noi inconoscibile.
Io non posso raccontare che cosa prova quotidianamente. Questa la parola assedio mi sembra sia stata usata in questo. Ecco, allora l'assedio è il simbolo non militare o tattico dei popoli che vivono in questa condizione di guerra permanente. Perché c'è nell'assedio delle vecchie città, Troia, in fondo la storia della guerra inizia con un assedio, c'è un dentro e un fuori, in cui ci sono due vite diverse, Sarajevo e uno Aleppo, Mogadiscio, chi sta di qua e chi sta di là. E il rapporto tra le due umanità è un rapporto puramente di violenza, chi cerca di fuggire, chi cerca di entrare, l'incursione, i pozzi che vengono... Ecco, allora ci sono popoli interi che vivono in questa dimensione del tempo e fin da bambini cominciano a ragionare esclusivamente nei termini di una pura sopravvivenza. Sarò vivo ancora questa sera, sarò vivo ancora domani mattina. E ciò che è la loro vita, il loro sangue, la loro carne, la loro speranza, è l'arma che possiedono. Allora come facciamo noi a raccontare tutto questo? Questa modificazione antropologica del genere umano che vive permanentemente nella guerra, che ne viene modificato, messo in una sorta di combustione che lo cambia, lo modifica, lo tempera, lo distrugge. È difficile. Forse l'unico modo è stare con loro, ma poi finisci sempre di tradire, perché poi tu cerchi di venire via, e molti di noi non sono venuti via. Il loro viaggio nella guerra è diventato il viaggio perfetto, quello senza ritorno, contrariamente al proverbio non c'è viaggio, no, il viaggio perfetto è il viaggio da cui non ritorni, diventi tu stesso parte di quella materia che hai cercato di raccontare. Questo è il giornalismo, parte della materia che hai cercato di raccontare. Allora questo è estremamente difficile e l'unico modo possibile è usare un verbo che tu hai usato, vedere. Raccontare la guerra è vedere quello che sta 3 metri attorno a te, che è questa umanità trasformata dalla guerra. Ma ci sono generazioni che sono state costruite vivendo nella guerra, ma attenzione, non una settimana, un anno, un mese, poi... No, permanentemente. Una volta ho trovato un magliano che mi ha detto che era riuscito ad arrivare qua, col barcone, ed era incredibilmente felice. Mi ha colpito, ma perché sei felice? In fondo qua non è che sei in una condizione, non puoi andare da nessuna parte, non sai quale sarà la tua vita. E mi ha detto, ma perché qua sono sicuro di essere ancora vivo domani mattina. Questo è il XXI secolo, signori. Non sono le guerre puniche, è il XXI secolo di milioni di uomini. Non sono sicuro di essere ancora vivo domani mattina. Allora, per raccontare tutto questo, c'è qualche cosa che io non ho, che io non possiedo. La mia storia professionale è la storia di un fallimento. Io non sono riuscito a raccontare questi uomini che vivono intorno a me a un'ora d'aereo di qua. Non sono riuscito, perché per raccontare tutto questo, l'unico strumento che ho sono la parola. Io non immagino, non faccio fotografie, nulla di tutto questo. Ma io dovrei avere una parola che esplode, che ustiona, che uccide, e non ce l'ho. Non ce l'ho. Alcuni grandi giornalisti, qui ne viene citato uno, ce l'avevano, io non ce l'ho. Io ho attraversato questi uomini, la loro tragedia, la loro speranza, il loro odio, la loro rassegnazione o la loro rabbia, mi ha contaminato, ma non sono riuscito a raccontarli. Io sono venuto via e loro sono rimasti lì. E questa è la contraddizione che non consente del mestiere che faccio, tradire.
il tradimento da parte di chi non riesce, come dice Domenico, non riesce ad avere le parole che ustionano. La parola assedio è nel titolo che gli organizzatori del festival hanno dato all'incontro di oggi, hanno messo la parola assedio insieme alla parola popoli. Popolo cos'è se non tutto quello che ha raccontato Domenico fin qui? Un popolo trasformato dalla guerra, quindi parliamo di popoli trasformati dalla guerra, popoli sotto assedio. L'assedio è la parola che mi porta direttamente a Damir Ovcina e anche ad accostare forse un mestiere, un lavoro di descrizione della storia che potrebbe avere qualche successo in più, forse la parola non è adatta, ma potrebbe avere qualche successo in più perché travalica gli strumenti più limitati del giornalismo e perché il suo lavoro, e se leggerete il romanzo vi renderete conto che c'è l'esperienza, la testimonianza, c'è il senso, c'è la ricerca l'utilizzo della scrittura come ricerca della verità, ma c'è anche non so quanto volontariamente, non so con quale progetto, c'è anche inevitabilmente la restituzione la costruzione di una memoria. Forse quella può fare la differenza, perché il giornalismo dovrebbe fare la differenza, ci riesce, non ci riesce, proprio anche costruendo una memoria che serva, no, nel gesto del futuro prossimo. Forse la letteratura lo fa molto più naturalmente e il suo libro che ci riporta a Sarajevo 30 anni dopo, ecco, lui scrive di quell'assedio, inutile ricordarvelo, il più lungo che abbia vissuto l'Europa, almeno dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, 1425 giorni di assedio. Lui ne scrive però dopo aver preso le distanze temporali, no, da quella storia, quindi forse anche questo può aiutare a raccontare meglio e ad offrire a chi legge una via in più. Što se tiče Quanto udaljenosti, riguarda la distanza da quegli eventi di cui scriviamo, za mene je per me bio feeling tada, questo sentimento nel 95-96, kad sam imao 20 quando avevo 22 anni, da će napisati che roman, da ću ja napisati che io scriverò un romanzo su quello che ho visto a Sarajevo, quello che era vicino al mio mondo, che sarà estremamente facile farlo, zato što semplicemente perché so cosa è successo e quello che è stato di per sé è interessante. i zato što sam mislio E perché pensavo anche che il modo di scrivere non sarà così difficile, vista l'esperienza, sarà più determinato dall'esperienza. ali to nije bilo tako. Però le cose non stavano così. Trebalo mi je sigurno 20 godina da Avevo nađem bisogno alat, da nađem almeno di 20 anni per trovare lo strumento, il ritmo delle frasi che potranno essere sufficientemente buono per queste esperienze che ho vissuto, che ho visto, che ho sentito. Quindi quello che succedeva accanto a me, le persone, il mio mondo, per poterlo descrivere, che possa essere memorabile, che possa essere interessante ad altre persone. sama činjenica, Lo stesso fatto, l'esperienza stessa, l'esperienza è praticamente l'oro della letteratura. ali nije dovoljno. Però questo non è sufficiente. Treba i drugi sastojci. Ci vogliono altri elementi che comporranno la storia, che completeranno, integreranno i fatti affinché l'esperienza di una vita umana possa essere interessante per altri che non hanno nessun obbligo nei nostri confronti, nei confronti del nostro mondo. Za mene je bilo Per me è la cosa più importante, scrivendo il romanzo, di avere le immagini della mia infanzia su quale appoggiare tutta la storia di Sarajevo, di quello che è successo nel nostro mondo. E per me questa era l'immagine di neve nella strada dove sono cresciuto.
E quindi questa immagine che io ricordo era del 77, quando avevo solo 4 anni, e di nuovo vedevo questo tetto con gli occhi nuovi nel marzo 96, quando avevo 22 anni. Tra queste due immagini, che erano la mia vita breve, giovane, quindi potevo andare avanti, raccontare avanti, mettere molte esperienze della mia vita che possano essere basate sulle fondamenta sicure. Ecco, questa è una giustificazione, se volete, emotiva per poter muoversi come scrittore tra i fatti e che i fatti non ci soffochino. I fatti non ci soffochino. Damir Ovčina scrive di un ragazzo, un adolescente in realtà, perché è uno studente di liceo bosniaco che viene costretto a diventare una sorta di collaborazionista con i serbi. E la sua storia personale è quella che poi gli consentirà di raccontare tutta la storia che gli sta intorno e la storia globale che lo comprende. Torneremo al romanzo di Damir Ovčina, vorrei tornare a Paola, faremo quest'andirivieni e spero che aiuti tutti noi anche il cambiamento di registro, no? Proprio per cercare di conquistare stasera qualche mezzo in più. Paola, ti devo riportare necessariamente all'attualità, non voglio commentare le ultime notizie che riguardano un popolo sotto assedio per antonomasia, forse potremmo dire, però mi piacerebbe che tu dicessi qualcosa, soprattutto su cosa non abbiamo raccontato, non ci è stato raccontato, quali sono stati forse i difetti più evidenti in questi mesi, no? A cui dovremmo rimediare per vederlo più da vicino questo popolo sotto assedio. Posso cominciare però condividendo il senso di fallimento di Domenico Quirico rispetto al nostro mestiere, che in parte io ho non risolto, perché non l'ho risolto, ma ho pensato che c'è qualcun altro forse che questi tipi di situazioni, di crisi, di guerre, lo sa raccontare nel profondo, usando altri strumenti, appunto, e sono gli artisti, e ci metto gli scrittori dentro. Cioè, stando a Gerusalemme, per esempio, mi sono chiesta, ma perché non riesco a raccontare il muro di separazione? Perché non riesco a raccontare l'umiliazione quotidiana? Perché non riesco a raccontare la paura del vivere durante la seconda intifada a Gerusalemme, guidando una macchina dietro un autobus, che poteva essere un autobus con all'interno un attentatore suicida. La risposta in quegli anni a Gerusalemme è stata quella che c'era qualcun altro che riusciva a farlo meglio, proprio perché aveva un doppio sguardo. Il primo, quello di essere parte, appunto, non giornalisti ma parte, quell'umanità lì, in questo caso Damir Ovčina. E il secondo sguardo era lo sguardo dell'artista, che non ha bisogno di raccontare la cronaca, di identificare cosa sta succedendo, e adesso te lo racconto, ma come dire che va al fondo del passato e di questo presente, di questa cronaca, e fa emergere qualcosa che noi lettori, frequentatori di musei, di mostre d'arte, eccetera, possiamo cogliere, cioè è il fondo, il cuore che possiamo cogliere. E seconda cosa che volevo dire è che per me Sarajevo è un pezzo di vita, anche se io non ho frequentato quella guerra, ma l'ha frequentata mio marito per tutto l'assedio. Si chiama Filippo Landi e le sue cronache televisive sono state dentro Sarajevo, quindi per me sentire parlare di Sarajevo mi riporta a un tempo in cui appunto ero a Roma ad attendere notizie di chi stava dentro l'assedio e aveva scelto quel punto di vista, cioè il punto di vista di cui parlava Domenico Quirico, cioè quello di essere dentro la guerra e in un punto preciso della guerra, non a Gorbavica, dove c'erano i serbi bosniaci, ma dentro la città
assediata, e credo che questo sia uno sguardo estremamente importante per chi pubblico poi ascolta, vede le cronache della guerra. Io faccio un mestiere un po' diverso, che è quello più dell'analista, cioè di chi, sta in quei posti, ma un passo indietro, che di sicuro è più comodo, e guarda, e prende i pezzi del mosaico, prova a metterli insieme, stando però in quei posti. Quindi è un altro, è l'ennesimo punto di vista, è l'ennesima prospettiva. Tu mi chiedi quello che è successo in questi 7 mesi. In questi 7 mesi sono successe tante cose. È successo l'attacco terroristico del 7 ottobre, è successa la risposta sproporzionata di Israele su Gaza. È successo qualcosa però che è all'interno di una storia, appunto, dei 75-76 anni, fra pochi giorni, ed è successo dopo una serie di cose che non sono state raccontate. Cioè non è possibile raccontare questi 7 mesi senza pensare appunto a questo incastro di pezzi del mosaico che non sono stati mostrati al pubblico, quindi non è un problema di pubblico, è un problema di informazione, di gestione dell'informazione, ma non solo, insomma, è un problema di democrazia e di cancellerie. Quello che è successo è stato, secondo me, mettere da canto la questione, cioè la questione israeliano-palestinese, metterla da canto e provare a bypassarla in diversi modi, attraverso il tempo che passa. Il tempo che passa vuol dire non occuparsi di risolvere la questione dell'occupazione, che dura dal 1967. Il tempo che passa vuol dire che bastava, non solo sigillare, ma igienizzare, congelare la striscia di Gaza da parte di Israele e dell'Egitto nel sud e provare a continuare con lo status quo permanente. Israele, in Cisgiordania i coloni, l'ascesa dei coloni, lo spostamento a destra della società e della società politica israeliana, il tentativo di normalizzare tutto questo attraverso gli accordi di Abramo, quindi un tavolo della pace senza gli altri attori, solo con gli israeliani e i paesi arabi che avrebbero dovuto fare da normalizzatori. Ma questo non risolve al cuore la situazione e non so benissimo che c'è una questione di fondo che è quella della violenza, che non è solamente la violenza di Israele, che è la violenza di Hamas in questo caso, che è la violenza della questione israeliano-palestinese. Ma il 7 ottobre è, per così dire, comprensibile, anche se nessuno di noi lo ha compreso ancora. È comprensibile solo se non lo si vede come una catastrofe all'interno di una questione. E quello che è successo dal 7 ottobre è che da una parte ci sono stati questi due elementi, l'attacco terroristico del 7 ottobre, la sproporzione della risposta israeliana che non si capisce quale obiettivo ha se non quello dell'espulsione dei palestinesi, perché certo non si può avere una vittoria militare su Hamas così, perché Hamas non è solo a Gaza e Gaza non è solo Hamas. È successo però qualcosa che deve interrogare noi, e cioè cosa abbiamo fatto noi, e noi intendo italiani, europei, soprattutto gli Stati Uniti, ma anche gli europei hanno che cosa non abbiamo fatto noi per fermare questa macchina in corsa, perché ormai è una macchina che dura da 7 mesi, che ha creato uno iato enorme e che soprattutto ha cambiato tutto, cioè i paradigmi sono saltati, i paradigmi di prima che erano comatosi, cioè i 2 stati o qualsiasi altra soluzione, non ci sono più, adesso c'è o me o lui, o me o lei,
siamo tornati al 48, non siamo più al 67. Questo sta succedendo adesso. Dobbiamo ricostruire dei paradigmi che possono essere non ricostruiti, costruiti solo se si ha il coraggio di affrontare seriamente le cose, di non nasconderci dietro le foglie di fico, e questo secondo me né l'Europa né gli Stati Uniti lo stanno facendo. Domenico, vorrei passare all'altro conflitto, no? C'è anche questa cosa che caratterizza il nostro mestiere in questi giorni, no? Di concentrarsi su questi conflitti e di dosare lo spazio da dare alle notizie, a come approfondire, cosa, con chi, eccetera. Vorrei passare a Domenico per parlare dell'altro conflitto, perché mentre parlavate mi veniva in mente adesso le immagini viste a Mosca con la parata e con le armi nucleari che hanno sfilato sulla Piazza Rossa. Domenico ha scritto il suo ultimo libro dedicandolo all'arma del secolo, a 70 anni di vita, cioè il Kalashnikov a cui ha dedicato il libro, 70 anni di vita e di morte, 70 anni nella vita di milioni di persone. Mi piacerebbe che tu dicessi qualcosa su questo, no? Al centro di tutto ciò, al centro di molti dei nostri discorsi, ci sono le armi, ovviamente, come macro tema, come sfondo, non lo so, c'è qualcuno che la pensa come una sovrastruttura che spiega tutto, che potrebbe spiegare tutto, eccetera. Mi piacerebbe che dicessi qualcosa su questo. Le guerre, le armi, i popoli sotto assedio. Sentite, io ho attraversato dei conflitti di vario genere. Conflitti del jihadismo, cioè del fanatismo religioso, i conflitti del nazionalismo residuale o rinascente, i conflitti per l'acqua, conflitti tribali, etnici, addirittura una guerra, mi ricordo che era scoppiata per un furto di bestiame sul Sudan, accaduto decenni e decenni fa, per cui continuavano a fare la guerra. Allora, quello che ne ho tratto è l'assoluto pessimismo sul genere umano e sulla natura stessa della guerra. Io vengo da un mondo del diritto, ho preso i miei libri che raccontavano l'ingresso della legge nella guerra, le leggi della guerra, il diritto bellico, il diritto umanitario, e li ho buttati nella spazzatura. La guerra è violenza pura, qualsiasi siano le ragioni per cui vengono fatte. È la regressione dell'uomo al suo alfabeto iniziale. Io ti uccido perché tu non mi uccida e viceversa. Nella guerra tutto è legittimo, non questi che vanno a trapuntare, ma perché non bisogna sparare lì, non bisogna centrare quella roba. Sono tutte bugie. L'unica regola della guerra, sia delle democrazie, sia delle autocrazie, delle tirannidi, delle tribù, è vincere con qualsiasi mezzo e in qualsiasi modo. Dopo la vittoria, tutto quello che tu hai fatto di brutale, di vietato, di tremendo, di inumano, tutto verrà cancellato e verrà messo sul groppone di quello che ha perso. Questa è la regola. Purtroppo questa è la regola. Che noi abbiamo dimenticato, noi intendo questa parola che mi ha stufato, l'Occidente, perché noi la guerra l'abbiamo lasciata ai poveracci, al mondo esterno. Noi la guerra la facevamo pulita, no? Con il drone, nessun morto nostro, gli altri, per carità, altri che ce n'erano di morti. Piccole guerre con i soldati super specializzati, già pronti per il film di Hollywood, no? Poi il 24 di aprile un tizio compare in televisione, emergendo dal Medioevo, dalla madre Russia, con 5.000 bombe atomiche, e ci riporta
alla realtà. La guerra sono i morti civili nei fossi, sono le città rase al suolo, sono i profughi che scappano da tutte le parti con un sacchetto che gli resta in mano. Le guerre che sono state intorno a noi ovunque, dal 45 a oggi, bastava muoversi un po'. Quello che chiamano sui giornali, mamma mia, le guerre dimenticate da chi? Ce le ricordiamo tutte le guerre noi, le conosciamo a menadito. Ci sono alcune guerre che ci servono, alcune guerre che ci interessano e le altre no. E li lasciamo lì, li mettiamo in un canto. Improvvisamente la guerra, con la sua bestialità, nella sua natura semplice, uccidere, distruggere, stuprare, cercare di non morire, rubare, questa è la guerra. Queste sono le regole della guerra, che tutti osservano. Tutti gli stati maggiori, regolari o irregolari, che sanno il simbolo cristiano, quello di Allah, eccetera, oppure hanno simboli laici. Tutti applicano questo principio: infliggere il maggior danno all'altro, dividere i morti dell'altro. I morti dell'altro sono dei colpevoli, i nostri sono i martiri, sono gli eroi, sono quelli che hanno portato avanti il mondo. Ecco, allora questa è la guerra. Quindi improvvisamente, il 24 di aprile, nel momento in cui la guerra è planata nella sua normalità, in quello che è, e non nelle chiacchiere, nei racconti epici e queste robe qui, abbiamo scoperto che la guerra era quello e che poi siamo andati a leggere in Palestina con i bombardamenti, la gente che fuggiva a piedi verso chissà quali ipotetiche salvezze, nella polvere, nella distruzione, nel numero dei morti che aumentava. Ma dobbiamo dire, bastava essere stato in Siria dal 2011 in avanti. E che tutte queste cose le abbiamo già viste, non per dire le abbiamo già viste, che ci importa. C'erano impresse dentro, con il marchio di fuoco, e accadevano lì. E chi se ne è occupato? Chi ha detto qualcosa? E tutti, da entrambe le parti, io nella guerra siriana ho visto delle cose che non vi posso raccontare perché altrimenti non dormireste questa notte. Ma pensate che lo sapessi solo io perché ero lì? Ma tutti lo sapevano. Che cosa veniva fatto dai basharisti, dagli anti-basharisti, dai jihadisti, dai qaidisti e tutti quelli che erano in quel macello terrificante. Quella è la guerra, rendiamocene conto, mettiamo di raccontare fiabe, che la nostra è una guerra buona e l'altra invece è la guerra dei cattivi. Tutti usano lo stesso metodo, uccidere. Nella guerra ciò che è vietato diventa lecito. Ammazzare è un omicidio nel codice penale di tutti i popoli del mondo. In guerra diventa un merito. Più ne ammazzi, più medaglie ti danno, più fai carriera. E questo vale per tutte le altre cose terrificanti che vengono fatte nelle guerre, dagli uni e dagli altri. Allora questo è una sorta di lampo tremendo che ci ha accecato dal 24 di febbraio del 2022 ad oggi, accecato. E poi sono venute altre conferme, altri luoghi, altri posti, alcuni li teniamo conto, altri continuiamo a fare come facevamo prima. Il Tigray. In Tigray c'è un premio Nobel della pace, qualcuno gliel'ha dato a questo qua, che ha cercato di annientare un popolo con la fame, oltre che con i bombardamenti, ma siccome aveva tante bombe come altri, ha cercato di farli crepare di fame. Che cosa abbiamo fatto? Niente. Domenico, hai detto Occidente, è una parola che non sopporti più. C'è una storia che l'Occidente si è raccontato, no? Tu dici le guerre le conosciamo tutte, alcune ci servono, alcune ci serve raccontarle, alcune ci serve proporle o meno, più o meno strumentalmente, altre no. Abbiamo vissuto in una retorica, un racconto che ci siamo fatti in Europa soprattutto, adesso ripassa da Mirovcina,
abbiamo parlato per tanto tempo, l'Europa, una terra che è riuscita a vivere 70 anni di pace, insomma ci siamo riempiti la bocca di questa mettendo da parte i Balcani come se fossero qualcosa che non ci riguardava, come se fossero qualcosa che non era una guerra in Europa e non era una guerra nostra. Lì credo che abbiamo non necessariamente fatto i conti con la guerra che era in casa, era più in casa che mai. I Balcani erano a 2 passi da noi e poi ecco, Sarajevo è diventato dal punto di vista simbolico molto molto di più, insomma ci ha creato un contatto diretto, immediato con la guerra. Damirovčina nel suo libro riporta chi legge a quei momenti, riporta chi legge in quella storia e vorrei chiedergli se è valso per lui o se pensa che quella operazione possa valere anche come un percorso adesso mi viene una parola grossa, forse inadatta, un percorso di guarigione, no? E quindi di atterraggio nel presente, così con una possibilità in più di sopravvivere, ma non in senso negativo, di sopravvivere a quello che ha vissuto. Penso che la letteratura è il compito principale non deve parlare direttamente, non deve predicare in modo diretto, però deve indicare cioè questo amore dell'uomo verso la vita, il valore della vita ovviamente. Questa è una cosa irripetibile. E quello che il romanzo come forma letteraria più interessante, in un suo modo deve, a prescindere dall'argomento, deve offrire una speranza, un senso della vita, un valore della vita umana, anche nei momenti in cui non vale niente la vita umana o vale poco. Penso che questo è l'unico strumento di cui dispone l'uomo, quindi non chiede soldi, non chiede l'investimento, la tecnologia. Ogni persona nel mondo capisce il miracolo del racconto. E quindi questo è il modo, tutto quello che ha fatto l'uomo nella sua civiltà, a prescindere che tutto può crollare facilmente, può sparire facilmente, che nelle guerre non viene riconosciuto niente, però deve essere una modalità per tornare a quello che è il valore, quello che è la possibilità, che in un certo senso è realizzata in alcuni paesi, per esempio, esiste un valore, seppure un valore della vita umana, perché il resto dell'umanità guarda, osserva, vede che ciò è possibile, che la vita è possibile, che non è che l'umanità è condannata alla guerra, alla morte, alla sofferenza. Penso che questa è quella forma che comprendono tutte le persone nell'arte. Non potete resistere quando anche può essere ingenuo. Bene, però l'unica cosa di cui dispone l'uomo è la convinzione di poter realizzare un momento migliore, un mondo migliore. E anche quando ci sono poche persone che esprimono i sintomi positivi dell'umanità, però essere convinti che ci sono questi elementi, che l'uomo è quello che resiste alla razionalità, e penso che questa è la letteratura, è il compito della letteratura, trasmettere, cioè quindi raccontare una storia da un punto di vista può essere marginale, poco importante. Quindi attraverso il racconto può diventare importante dall'altra parte del mondo, in un altro tempo, quindi è un inarrestabile senso della letteratura, dell'arte, quindi essa vi regala l'amore per la vita. Il senso universale, mi viene in mente questo aggettivo da aggiungere a quello che
ha appena detto Damir Ovcina. C'è un modo in cui la guerra riguarda inevitabilmente tutti noi, ma non perché accade, perché ce ne dobbiamo occupare, perché dobbiamo capire cosa fa il nostro governo, se fornisce armi, non le fornisce, se contribuisce, se le fabbrica, se le vende. Ci riguarda in quanto modifica i nostri comportamenti, modifica le nostre opinioni, modifica i nostri comportamenti nei confronti degli altri. Mi rivolgo a te, Paola. Hai detto, non mi ricordo quando, dove hai usato una parola molto interessante, hai parlato di travaso rispetto al conflitto israelo-palestinese, no? Tutto quello che è accaduto e sta accadendo adesso, c'è un travaso da quest'altra parte, no? Da noi, tra noi, dal punto di vista culturale, ma mi verrebbe da dire antropologico, che poi determina dei comportamenti. Nel caso nostro siamo, penso, tutti partecipi, no, di una realtà che si è creata. A fronte delle cronache che arrivano da là c'è quasi inevitabilmente spesso una divisione, no? Adesso magari potrà non essere vero qui stasera, ma c'è spesso una divisione, una presa di posizione a volte molto netta, che diventa partigiana, diventa militante, diventa anche violenta, può diventare anche violenta. E Paola, tu hai parlato di un travaso che modifica i nostri comportamenti, e qui noi diventiamo intanto questo, no? L'unico comportamento che riusciamo a trovare è quello di prendere una posizione, di scegliere una parte, e questa è una cosa. L'altra cosa è che tu vedi che si verificano due fenomeni: da una parte cresce l'antisemitismo e dall'altra cresce un atteggiamento anti-islamico. Il travaso consiste in questo, nel senso che al di là di quello che accade, al di là di quello che ci raccontiamo, poi di fatti noi ci ritroviamo diversi, no? Ci ritroviamo a pensare altre cose delle persone, a giudicare quelle persone, a guardare quelle persone in un altro modo, e non ci aiuta evidentemente a capire quello che accade. Soprattutto è un grande errore. Lo aveva scritto nei primi giorni dopo il 7 ottobre Elena Janecek in un post su Facebook, dicendo: attenzione che ci sarà un nuovo fronte, che sarà un fronte dentro di noi, in cui saranno coinvolti coloro che sembrano più vicini alle parti in conflitto, quindi gli ebrei da una parte e i musulmani e gli arabi. Non è solo una questione, non la definirei solo una questione in questo caso religiosa, e quindi cresceranno i sentimenti anti-arabi, anti-musulmani ed anti-ebraici. E questo si sta verificando. È indubbio che ci sia un aumento sia dell'antisemitismo sia dell'islamofobia, che sono il frutto malato di una mancata conoscenza della realtà. Senza stupirsi più di tanto, nel senso che ognuno di noi, ognuna di noi agisce secondo degli stereotipi, perché lo trova la maniera semplificata per comprendere l'altro. Il problema è quando lo stereotipo, il cliché, copre la realtà e copre l'ignoranza. Allora, pensare, per esempio, di schiacciare Israele sull'ebraismo, e poi l'ebraismo è tante cose, ci sono tante facce dell'ebraismo, tante posizioni dell'ebraismo in giro per il mondo rispetto a quello che sta succedendo a Gaza. Lo si vede nei campus universitari non solo negli Stati Uniti, ma anche dentro il Regno Unito, la presenza degli studenti ebrei nelle università britanniche, così come nelle università statunitensi, che prendono posizione contro la guerra su Gaza, dovrebbe essere anche la cartina di tornasole di questa differenza profonda all'interno di un fenomeno, di un mondo complesso, come è complesso dall'altra parte del Mediterraneo, è complesso appunto nell'Occidente. E questo, come dire, semplificare aiuta la guerra. Semplificare, non studiare, non conoscere, aiuta la guerra, perché la guerra appunto è fatta non solo di violenza, è anche fatta di parole semplici.
che devono compattare gli schieramenti. Però questo non risolve nulla. Questo non risolve nulla e non crea delle alleanze, non le alleanze di cui appunto ho letto tra Israele e le monarchie sunnite, eccetera, eccetera. Non sto parlando di relazioni internazionali su cui bisognerebbe anche in quel caso essere parecchio più complessi. Io sto parlando di un'alleanza da fuori, attorno alla questione israeliano-palestinese, che faccia comprendere l'alto tasso di follia e che questa follia non riguarda solamente la questione israeliano-palestinese, l'idea dei droni con le armi nucleari tattiche mi sembra l'ennesimo passo ulteriore verso la follia, ancora di più mi sembra un passo verso una follia che ci porterà attraverso scenari terribili, è l'uso dell'intelligenza artificiale nella guerra, cioè questa deresponsabilizzazione dell'essere umano, questa, come dire, pulizia, come disinfettarsi le mani con la mucchina, no? Invece di sparare direttamente al tuo avversario, il tuo nemico, usi un oggetto che ti libera dal senso di colpa, che ti libera anche dalla responsabilità giudiziaria rispetto a questo. Ecco, credo che questo sia l'elemento fondamentale su cui non riflettiamo, per cui è molto più semplice schierarsi, è molto più semplice dire no, sta facendo bene Israele, deve ammazzarli tutti, come ahimè, come dicono in sostanza alcuni esponenti sia del governo sia della maggioranza che sostiene il governo di coalizione Netanyahu. Non è solo Netanyahu un possibile imputato, e dall'altra parte appunto questa idea che c'è in tutte e due le comunità, sia in quella israeliana sia in quella palestinese, dal fiume al mare, lo dicono entrambe le comunità, non lo dicono solamente i palestinesi, lo dicono gli israeliani, e l'idea appunto di una di una revisione totale e del fatto che il futuro sia o dell'uno o dell'altro su questa terra sta prendendo piede chiaramente all'interno delle due comunità, però c'è un nostro dovere che è quello di distinguere Israele rispetto all'ebraismo, è quello di distinguere i palestinesi e all'interno dei palestinesi quello che stanno facendo alcune fazioni, Hamas prima di tutto, il jihad islamico, ma dentro Gaza anche altre fazioni, rispetto alla popolazione civile e al fatto che niente giustifica i bombardamenti su Rafah e sull'intera striscia di Gaza. Come possiamo farlo? Possiamo farlo, non so, non la conosco, la risposta credo che sia in ognuno di noi, nel senso che possiamo farlo solo riconquistando il senso delle cose e il senso dell'altro. È ingenuo anche in questo caso, condivido l'ingenuità di Damir Ovcina, non è che abbiamo altre alternative, perché ci vuole anche coraggio a guardare l'altro ed è la nostra, come dire, non solo la nostra storia, ma il nostro dovere. Io credo che sia il nostro dovere chiedere un cessate il fuoco, fermare la carneficina, lottare contro tutte le guerre, aderire all'articolo 11 della Costituzione che ci direbbe e ci dice che ripudiamo tutte le guerre. Quindi per me, certo che posso dire vabbè, ma vince la guerra in questo momento, ma io come persona non posso non prendere posizione e agire perché anche questo travaso sia fermato e perché riconquistiamo il valore della differenza di ogni singola persona che prende atteggiamenti diversi, magari diversi da noi, ma che va rispettato nella sua totale libertà.
Mi viene da chiedere immediatamente a Damirovcina una cosa, perché si lega a tutto quello che hai detto fin qui e soprattutto si aggancia alla parola stereotipo, perché una cosa che fa nel suo lavoro, e penso che sia una scelta e anche una necessità forse per lui, è quella di sottrarre il suo lavoro di artista, di scrittore, proprio a una serie di stereotipi che riguardano il suo paese, la sua gente, di allontanare il racconto da un'interpretazione, da uno sguardo, il nostro, che è guidato da quegli stereotipi, e quindi i Balcani che non sfuggono al destino di luoghi di guerra per eccellenza, e l'altra cosa è sfuggire alle categorie imposte, no? Dal racconto di sempre, e quindi al filtro della guerra etnica, al filtro della guerra religiosa. Quindi è uno sforzo, gli vorrei chiedere, ecco, intanto quanto è difficile, immagino, ma anche quanti risultati riesce a dare questo sforzo. U pisanju književnosti, pisanju romana, Nello scrivere un romanzo uno si deve attenere alla realtà, alla verità, deve attenersi a un modo di vedere il mondo, un punto di vista che in un certo senso condivide con quello che sta dietro, quello che non è un personaggio ma scrive, e quindi questo si percepisce nel romanzo. Ritengo che tutti i pregiudizi, o meglio stereotipi, sono una conseguenza di non aver tempo, mancanza del tempo per un popolo, per una questione, per porre delle domande, per occuparsi di un qualcosa. Si cercano sempre delle soluzioni molto semplici. E questo è prevedibile quando avete un vostro punto di vista e guardate verso un'altra parte del mondo, osservate cosa succede. È logico che si cerca di semplificare, si cerca di trovare delle soluzioni semplici per poter facilitare la propria comprensione dei fatti, ma spesso succede, almeno nell'esperienza del nostro mondo, che gli scrittori o registi o giornalisti hanno mistificato i Balcani. Come dire, guardate, questo è un luogo di male antico, dei rapporti molto complicati. Persino i bambini spesso da noi e anche oggi raccontano, dicono: ma guardate, qua non funziona niente, non va bene niente, è tutto un problema. Però per possa qualcosa significare come arte deve essere onesto verso tutti i fatti e deve essere onesta verso il proprio popolo. Lo scrittore non può sottovalutare nessuno, soprattutto non può sottovalutare la cultura da cui proviene. Deve rispettarla, in un certo senso la deve amare, nonostante di quello che è buono, di quello che è cattivo in questa cultura, quello che è pesante. Io ho dovuto trovare questo punto per vedere le cose, per osservare il mondo con i miei occhi, con i nostri occhi, non abbellendo nulla, ma non facendo questo mondo ulteriormente cattivo perché possa piacere a qualcuno. E penso che per lo scrittore questo è il compito fondamentale, di avere un punto di vista onesto, un punto di vista di osservare il proprio mondo, il mondo di altrui che non conosciamo, allora può essere visto più onesto, più chiaro. Il nostro mondo è più difficile capirlo, vederlo, perché siamo stufi, siamo stanchi, ci accusiamo dei problemi in cui vive questo nostro mondo. Quindi questo va bene da un punto di vista, però per formare, dare lo scheletro a un romanzo bisogna trovare il punto, quello che è nostro, nonostante a tutto, come lo vede qualcun altro. Io come scrittore devo vederlo in modo onesto e rispetto per ogni persona, rispetto del contesto, senza mistificazioni. I Balcani spesso sono oggetto di mistificazione, come tutti i mali sono oggetto della mistificazione, della banalità.
quello che nei Balcani è interessante rispetto al resto del mondo è la cultura, non è una cultura folcloristica, puramente folcloristica, ma è multistratificata. Cercavo il punto dove poter osservare il mio mondo in modo onesto. Ecco, questo è forse la cosa importante. Onestà, rispetto, parole importanti che pronuncia Damir Ovcina. Io, prima di rivolgere l'ultima domanda a Domenico, vi voglio suggerire nel caso di pensare a domande da poter porre ai nostri ospiti. Abbiamo fatto un calcolo del tempo a disposizione e anche cercato di capire come usarlo al meglio, e quindi vi invito, ecco, a pensare alle vostre domande. Però nel frattempo volevo chiedere a Domenico qualcosa di conclusivo. Non c'è nulla, non ci può essere mai nulla. Però ecco, ascoltando Damir viene da pensare che c'è qualcosa che forse riesce, no? Cioè, la letteratura, Paola diceva, l'arte in generale non solo contribuisce al racconto reale, ma forse riesce a creare un po' di salvezza, no? Se posso usare questa parola. Quindi un po' mi sento confortata, ecco. Questo accade sempre, insomma, la letteratura che certamente sopravvive al giornalismo. Con Domenico Quirico volevo tornare sui popoli sotto assedio, ma allargando lo sguardo, perché ti sei occupato non soltanto di popoli protagonisti di conflitti, protagonisti al centro di questioni lunghe decenni o anche più, ma anche di assedi che sono meno, come dire, più liquidi, si direbbe adesso, più fluidi. Tu hai seguito le vicende dei migranti da vicino, anche quello, no? Che viene a riguardarci, e anche su quello probabilmente facciamo gli stessi errori, abbiamo gli stessi problemi, e anche quel tipo di guerra, anzi non riusciamo proprio a inquadrarla come guerra, che ci riguarda come attori protagonisti. Ma senti, io mi sono occupato di migranti dal 2011 fino a circa al 2018. Ho fatto la traversata con i migranti, sono affondato con loro, ho camminato con loro, ho bestemmiato con loro nel tentativo di arrivare in un posto, ho lasciato dietro i loro morti nei deserti e nelle pietre. Io non scrivo più di migranti per scelta mia da tempo, perché credo di non aver più il diritto di scrivere dei migranti, come noi non abbiamo più il diritto di occuparci dei migranti, se non nel modo errato e inutile e per aspetti controproducenti in cui ce ne siamo occupati. Solo i migranti possono raccontare se stessi, perché io credo che se continuare a raccontare i migranti, come io e molti altri molto meglio di me hanno fatto, diciamo dalla migrazione, questa con la M maiuscola, poi le migrazioni, bisogna andare alla Bibbia, allora Lampedusa e dopo. Che cosa abbiamo ottenuto? Niente. Abbiamo addirittura incrementato i voti degli xenofobi e dei razzisti. Allora, a un certo punto chi fa il mio mestiere deve porsi la domanda: ma tutte queste parole che io ho messo una dietro l'altra, tutti questi chilometri che ho fatto con queste persone per raccontare che cosa sono veramente e qual è la tenacia, l'esperienza mistica del loro migrare, come diventano migranti, no? Nello spazio tra il partire e l'arrivare. Che cosa è servito? A nulla. Allora mi sono accorto che continuare a scrivere dei migranti ogni volta che c'è una tragedia, la nave affondata, il battello che si rovescia, il cadavere che arriva come una scoria su qualche arenile di qualche spiaggia d'Occidente, d'Europa, di Grecia, eccetera, d'Italia, eccetera, eccetera. Ma che senso ha? Non è una forma di narcisismo. Non coltivo il mio giardinetto, come dice Voltaire alla fine del Candide. Coltiviamo il nostro giardino.
E io ripeto per l'ennesima volta, pesco nel mio serbatoio di parole la tragedia, l'orrore, il bambino, la madre, il vecchio, la storia, la guerra, la fame, la carestia, la geografia che li hanno spinti a parlare. Ma quello è il mio piccolo narcisismo di microscrittore. Io non ho più il diritto di parlare di questa gente, me lo sono perso per strada. Nel momento in cui non sono riuscito a restituire a quei 4 gatti che mi leggono l'idea di che cosa sono veramente e non di quello che viene raccontato da altri che sui migranti hanno lucrato politicamente, economicamente e in 1000 modi, non finisco per essere anch'io uno che usa i migranti, ci specula sopra. Così faccio il mio bel pezzo, magari vinco il premio, magari mi aumentano lo stipendio, magari mi mandano a fare qualcos'altro. Questo me lo devo chiedere, perché se il mio scopo è scrivere una prosa onesta, uso una parola che è stata magnificamente citata prima, sugli esseri umani, questo è il mio lavoro. È una prosa onesta sugli esseri umani, quella che continuo, lo lascio fare ad altri. Ci sono degli specialisti dei migranti. Io mi rifiuto di esserlo perché non ho il diritto di esserlo. Il migrante può raccontare se stesso, se ha voglia, se vuole, quando vorrà e nei termini in cui vorrà. Ma io non ce l'ho più. Non ce l'ho più. E l'atto giornalistico è tacere. In molti casi il vero atto giornalistico non è scrivere sempre, comunque, è tacere, è il silenzio. Quello è un atto giornalistico, rivoluzionario. Mentre scrivere è una banalità, è il corrersi dietro, è il raccontarsi addosso. E sui migranti non lo posso fare, mi rifiuto di farlo. Mi vergognerei incontrando un migrante con cui ho attraversato il mare, se mai lo ritrovassi, e di dire, io continuo a scrivere su di te, e quello sta magari in qualche portico di stazione, 10 anni dopo che l'avevo incontrato. E allora? E allora perché scrivo? Per chi scrivo? Facciamocele queste domande, prima o poi, invece di occuparci di massimi sistemi giornalistici, travasi, dei proprietari, dico, ma chi se ne frega? Noi dobbiamo rispondere a coloro che noi raccontiamo, non all'editore e neppure al lettore. Il mio interlocutore non è il lettore mi sceglie e mi può buttare via in un momento. Il mio interlocutore è colui che io racconto, quello assediato in uno degli innumerevoli assedi del mondo e quello che ho accompagnato a cercare di costruirsi una diversa condizione umana. Quello è il mio interlocutore, è lui che devo guardare negli occhi, è davanti a lui che devo chinare la testa se non mi sono conquistato il diritto di poterlo descrivere. Questo è. Intanto io dico un primo grazie a Domenico Quirico, a Paola Caridi, a Dami Rovcina e poi passo la parola a voi, che spero non vi siate lasciati scoraggiare da questo estremo gesto di Domenico, insomma non provocatorio, perché non è una provocazione, penso tutt'altro, è di verità che riguarda questo mestiere. Io non riesco a vedere fino in fondo, spero che qualcuno riesca a vedere chi alza la mano dove. Ecco, ce n'è sicuramente una in fondo alla sala. Il nostro dovere sarebbe il silenzio, ma è anche la parola che è di fronte a questi atteggiamenti che sono diffusi. Impotenza, assuefazione, indifferenza. È possibile fare un piccolo passo contro questa
quotidianità di noi tutti, perché in qualche maniera noi tutti siamo indifferenti, assuefatti e l'altro, scusate. Sì, è possibile. Ed è possibile come? Facendo dei piccoli passi qui e ora nei confronti di chi qui e ora soffre le contraddizioni di questo sistema capitalistico della formazione economico-sociale che provoca la guerra come la nuvola provoca la pioggia. E quindi la mia domanda è possibile fare qui qualche passo in questa direzione con la modestia, con l'umiltà di dire sì, noi vogliamo la Luna, siamo utopisti, però nei confronti dell'incubo che viviamo è meglio l'utopia, è meglio questa voler tutto. Grazie. Sono Roberto da Udine, del Circolo Operaio. Chi risponde a Roberto? Paola e Domenico? Io invito tutti e tre a dare una risposta a Roberto, se la merita. Io non posso non pensare, e lo dico anche da chi insegna all'università, a quelli che hanno fatto un po' più di noi, lo dico da chi ha più di 60 anni. Io non posso non pensare che chi, magari in maniera ingenua, pensandola diversamente da altri, anche da noi, poi dovremmo ricordarci a 20 anni come eravamo noi, quanto eravamo ingenui oppure tetragoni su alcune cose. Non posso non pensare che chi sta facendo qualcosa ha 20 anni e sta nei campus universitari, che rappresenta l'elite, attenzione. Molti campus universitari degli Stati Uniti rappresenta l'elite, si pagano $70.000, $60.000 all'anno di retta, ma non solo, anche in altre università, e meno di elite. E non posso non pensare che questo succede anche in altre parti del mondo. Allora forse la domanda che io mi faccio è possibile che questa nuova generazione, che adesso ha 20 anni, gli stessi anni di Greta se ci pensate, possa darci non delle risposte, ma possa metterci di fronte alla realtà, possa con gli occhi dei 20 anni dirci che il re è nudo, dirci che non bisogna investire nelle armi, che non bisogna fare le guerre, appunto. Io qui riprendo il mio ottimismo che Gaza invece mi ha tolto. Io penso che ci sia bisogno da parte di chi è più grande di questi ragazzi di guardarli con questi occhi e magari non mandarci la polizia a manganellarli. Per me la risposta è questa. Domenico, vuoi aggiungere qualcosa? Dunque, le posso rispondere in questo modo, rifacendomi ad una delle guerre di cui abbiamo anche parlato stasera, seppur in modo forse un po' indiretto. Io sono un grande ammiratore dei pacifisti, del movimento pacifista, ma veramente li ammiro, li trovo straordinari. Storicamente hanno avuto anche un ruolo importante nel secolo che ci siamo lasciati alle spalle in alcuni momenti di quel secolo. Una cosa che mi ha molto colpito è che con la guerra di Ucraina i pacifisti sono completamente scomparsi, non scomparsi fisicamente, nel senso che ci sono, organizzano manifestazioni, marce, sono presenti, però non hanno alcun effetto da 2 anni, ormai andiamo verso il 3° anno, su quello che accade intorno a noi, anzi l'ingranaggio della guerra, che è qualcosa di atrocemente automatico,
sta facendo ogni giorno un piccolo passo avanti, no? Pensate ai dibattiti del 2022 sull'Ucraina, no? Mandiamo solo le armi difensive, poi sa poi che cosa voleva dire, adesso si ripropone di nuovo con questa straordinaria trovata di Biden, gli mando solo la bomba difensiva e non quella offensiva, poi qualcuno mi spiegherà che cosa vuol dire, ma oppure noi non facciamo la guerra ai russi, il popolo russo, lo straordinario popolo russo, gliela facciamo, ed era affermazione estremamente corretta, gliela facciamo a Putin, alle sue mene, alle sue ambizioni, alle sue idee di restaurazione del mondo caduto in pezzi nell'89 per autodistruzione, eccetera, no? E adesso fate il passaggio dopo 2 anni, ma forse sarebbe meglio mandare anche i soldati nostri perché quelli ucraini non ce ne sono più abbastanza, si sono consumati in questa attesa. Allora, in tutto questo periodo i pacifisti hanno continuato a fare manifestazioni, no? Con la loro colomba di come si chiama, di Picasso, la bandiera arcobaleno, la scritta pace in 4 lingue. C'è una persona che io conosco che a Torino, città in cui mi trovo a passare ogni tanto, ogni sabato dall'inizio della guerra, quindi fate il conto di quanti sono i sabati che sono passati, che piova, che tira vento o che cada la neve, un gruppo in piazza Carignano, che è, non so come qui Piazza della Libertà, non so come si chiama la piazza principale di Udine, si ritrovano al mattino alle 11 e fanno una manifestazione contro la guerra. Quando mi è stato raccontato questo da una persona che conosco e che partecipa, gli ho chiesto ma questo è fantastico, ma questi sono degli eroi, voglio fare una pagina su queste persone. E quanti eravate il primo sabato di guerra? Ma io una 50. E adesso quanti siete? Più o meno 50. Cioè, a Piazza Carignano al sabato passano 12 milioni di persone. Non ce n'è uno che si fermi. Neanche per curiosità, perché poi è gente che non aderisce a nessun partito, non è quello di Santoro, niente, sono famigliole, gente qualsiasi che non ha nessuna cosa. Vanno lì, ognuno dice qualche cosa che pensa sia utile per cercare di fermare questa discesa agli inferi, e poi i bambini fanno il disegnino sull'asfalto e se ne vanno a casa. 50 erano, 50 sono rimasti. Allora, io mi domando, ma perché? Fatevi una domanda, perché? È quello che il Signore prima citava, no? La triade tremenda dell'indifferenza, del facci i fatti miei, quest'anno vado in vacanza, chi se ne frega dell'Ucraina, tanto se la fanno tra di loro, non ce ne importa nulla, che è lo stesso discorso che si faceva per la Siria, per 1000 altri posti, per 1000 altri posti. Allora, se voi fate quel pacifismo lì, che forse andava bene negli anni 70 del secolo scorso, forse andava bene, anzi, forse sì, ha avuto qualche funzione, oggi non serve a niente. La guerra è cambiata, i guerrafondai sono diversi, si sono fatti più furbi. Quando voi sfilate con la bandiera, con la colomba di come si chiama, di Picasso, si fanno 4 risate. 4 risate. Allora oggi il pacifismo deve fare la guerra con la guerra, ma non nel senso di prendere il Kalashnikov, ma usando gli stessi metodi, denunciando nome, cognome, indirizzo, codice fiscale e guadagno alla fine dell'anno nel consiglio di amministrazione di coloro che qui, negli Stati Uniti, in Germania, in Francia, in Russia, in Cina, in Inghilterra, dove pare, con la guerra, soprattutto con questa guerra, ci hanno fatto i miliardi, si fanno i miliardi. Allora mettete le facce, mettete i nomi, andate davanti alla sede del consiglio di amministrazione di questi signori, inchiodate le loro responsabilità. Ditegli che loro non sono delle eccellenze italiane, come vengono definite da qualche imbecille, ma sono gente che fa i miliardi con gli strumenti che servono ad uccidere la gente. Quello è il pacifismo del 3° millennio. Allora vedrete che forse si spaventeranno, o forse vi prenderanno in considerazione invece di sghignazzare.
Allora questo è un modo per uscire da quello che lei definiva in modo icastico come l'indifferenza, farsi gli affari propri, no, questa guerra tanto noi non ci andremo mai, e non è vero, e non è vero, non è vero, e forse si può cercare di fare qualche cosa, non fosse altro di fronte alla propria coscienza. Damir. Pitanje mira, La questione della pace, dijelu svijeta gdje on postoji, ma se la pace esiste, se è stabile, se si vive bene da qualche parte nel mondo, in una buona parte ciò è conseguenza delle soluzioni sociali o soluzioni tecniche. Cioè, non è stato ottenuto per caso. Quindi questo modo di vivere che in una piccola parte del mondo esiste, però si vive in qualche parte libertà di pensiero, della parola, di poter intraprendere qualcosa. Cioè è possibile, anche se sembra una cosa strana, questo può essere realizzato in qualsiasi parte del mondo. Deve esistere una parte del mondo dove alcune cose, dove si può dire, ecco, abbiamo dimostrato che si può fare, che è fattibile. Per tutte le parti del mondo, come il nostro mondo fino a ieri, e forse c'è un pericolo, una incertezza, se volete. Penso che la cosa fondamentale, basilare, è la consapevolezza del mondo e consapevolezza di dire: guardate, esiste la possibilità di diminuire, ridurre i problemi, e queste soluzioni sono accessibili e possono essere quasi in modo quasi analogo, simile, essere utilizzate e applicate in tutte le parti del mondo. È che tutta la diversità del mondo, perché ogni persona è differente da un'altra, quindi tutti devono comprendere però che ogni persona può capire dove si trova la soluzione, qual è la sua necessità fondamentale per portare avanti la propria vita. Non è soltanto la questione di grandi quantità del cibo, bensì una necessità dell'uomo che poi, soddisfatto questo, trovata questa soluzione, risolverà tutti gli altri problemi. Cioè, quindi proprio il compito della letteratura, dello scrivere, è predicare la libertà di ogni persona, di ogni individuo. Penso che ciò sia comprensibile in qualsiasi parte del mondo e poi è anche, nonostante tutto, realizzabile prima o poi. Ecco, questo direi. Grazie a Damir. Io alzo ancora lo sguardo, non so se ci sono ancora mani. Sì, c'è una mano ancora. Io mi sono molto preoccupata quando ho sentito Domenico Quirico arrivare a questa sorta di nichilismo sulla possibilità effettiva che si possa parlare ormai, no, di grandi problemi del nostro tempo e attualità, come le guerre e soprattutto le migrazioni. Proprio lui che ha vissuto sulla propria pelle, sul proprio corpo la tragedia della guerra, del rapimento, del condividere la sorte dei migranti. E poi per fortuna l'ho sentito parlare un'ultima volta nel suo ultimo intervento, perché ha detto che sì, noi i pacifisti devono combattere con le stesse armi, che poi alla fine sono le armi delle informazioni, della informazione, della buona informazione, per cui c'è un'arena nella quale noi possiamo ancora cercare di sfuggire all'impotenza, no? Che avvertiamo di fronte alla guerra e al fenomeno delle migrazioni, che appunto è un'altra forma di guerra. E quindi di fronte a lui che dice: ma io che diritto ho di parlare di migranti, quando in fondo, se ho ben capito il suo pensiero, no? Sente di non averne più diritto, perché quello che conta di più sui nostri media è quello che dice Salvini dei migranti. Allora io credo che noi dobbiamo rivolgerci agli editori e chiedergli perché a Salvini vengono dedicate 4 o 5 colonne e al fondo così
profondamente vissuto nella carne di Domenico Quirico non viene dedicato lo stesso spazio. Per quello dico sì, c'è una guerra di fronte all'impotenza, no? Che in questi giorni abbiamo constatato, perché in questi giorni abbiamo sentito tanto parlare di guerra, non trovare una soluzione. Di fronte a questa impotenza noi abbiamo un'arena in cui combattere e che è l'arena mediatica, per cui io invito Domenico Quirico a continuare a parlarne con la stessa verve con cui ha fatto il suo ultimo intervento, e a colleghi come Paola Caridi e ad altri colleghi che abbiamo sentito parlare in questi giorni. Noi dovremmo spingere gli editori a far parlare i migranti, i palestinesi, i siriani, gli ucraini, i russi, cioè ad ascoltare voci che non sono solo le nostre. Credo che questo sia anche una responsabilità di noi giornalisti nei confronti degli editori e nei confronti di chi ci pubblica. Dare parola, non solo fare da mediatori e cercare di capire ciò che gli altri vogliono dirci, ma finalmente creare un ascolto, perché le cose che ci dicono poi sono diverse, magari scomode, molto scomode, ma abbiamo il dovere di ascoltarle. Se ho capito bene una parte comunque questo è quello che io sento anche come mio dovere. Domenico, forse sei chiamato a rispondere. Posso rispondere in questo modo? Io non so, la domanda forse bisogna farla all'editore mio e agli altri e non a me. Quello che posso dire e posso rispondere perché continuo a fare questo mestiere e non mi dedico, che so, al giardinaggio o alla pasticceria o alla cucina, che oggi è molto di moda. Io credo che quello che ci resta da fare, ed è poco, è raccogliere prove. Un lavoro quasi di tipo giudiziario. Andare nei posti in cui accadono cose, l'uomo è vittima dell'altro uomo, perché il male è quella roba lì, non è qualcosa di metafisico, sono azioni di uomini contro altri uomini. Andare lì, guardare e raccogliere prove. Momentaneamente non serviranno a nulla, finiranno in qualche magazzino del giornale, resteranno lì immortalate o cartacee, in modo cartaceo o in modo ipermoderno. Un giorno serviranno, quando quelle persone che hanno commesso quegli atti verranno chiamate a rispondere non al tribunale della storia, quelle sono baggianate. La storia non condanna mai nessuno, la storia è piena di gente che ha commesso robe terrificanti e sta sulla copertina dei libri trionfalmente. Il tribunale della storia non esiste. Parlo dei tribunali, gli unici che conosco, i tribunali penali, quelli che conoscono reati, colpe, punizioni. Altri non ne conosco. E un giorno qualcuno andrà a prendere questa roba, magari un po' ammuffita, e la tirerà fuori e dice: ma guarda, nel giorno X dell'anno X c'era un tizio che è andato lì e invece di raccontarci le sue 5 idee sul mondo, di cui non ce ne frega assolutamente niente, ha semplicemente raccontato quello che stava accadendo, che il tizio è stato decapitato, che quell'altro è stato arrestato, che quell'altro è stato torturato, che quell'altro quel popolo intero è stato spazzato via. E allora chiederà: ma tu, quel giorno lì, che cosa hai fatto? Eri tu quello che manovrava lo squadrone della morte? Eri tu che hai pronunciato la sentenza contro l'oppositore? O eri tu che stavi a guardare e non hai fatto nulla per fermarlo? Ecco, quello che possiamo fare noi, invece di imbottirci della retorica, ma facciamo ridere,
è raccogliere umilmente prove a carico. Prima o poi quei segni grafici su fogli bianchi serviranno a qualche cosa. Ripeto, non al tribunale metafisico della storia, ma al tribunale di chi vorrà andare a dividere il giusto dall'ingiusto, l'assassino dalla vittima, il migrante da quello che si è riempito le tasche di palanche con la sua tragedia. Questo possiamo fare, è per questo che continuo, giornalismo, parola grossa, continuo a scrivere, solo quello. Non ho né utopie, né particolari certezze. Prima si parlava di stereotipi, insomma, se c'è un semplificatore assoluto è la guerra. Noi siamo di qua e loro sono di là. I miei sono quelli che hanno la divisa rossa e gli altri sono quelli che hanno la divisa blu e gli altri li devo ammazzare. Attenzione alla parola memoria, una parola super usata, lisa, ce la buttiamo dentro ad ogni cosa, la memoria, la funzione della memoria, la straordinaria importanza della memoria. Calma, io conosco la memoria più tremenda e più indistruttibile di tutte, che è la memoria dell'odio. Io ho passato anni nuotando nelle memorie dell'odio e quella è vitale, tiene in piedi la gente, la tiene viva, gli dà la ragione di esistere in posti dove nessuno di noi resterebbe vivo più di 5 minuti. Odiare. Io sono vivo perché odio e prima o poi il mio odio diventerà un atto. Attenzione a quella memoria lì che è molto più vasta, molto più profonda, molto più eterna dell'altra memoria. Parlavamo della Palestina. Il problema insolubile della Palestina. Non c'è nessuno che ha la soluzione, poi chiedo a te che ne sai molto più di me. Non c'è nessuno, che anche la persona più potente del mondo, che abbia la possibilità di dare una soluzione a quello, perché quella è la tragedia classica. 2 ragioni che si oppongono. Questa è la tragedia di Eschilo, dove non c'è un torto e una ragione, ma ci sono 2 ragioni e vale a dividere, a pesare 2 ragioni lunghe. Se tu parli con un palestinese, riempirai dei fogli e dei fogli con tutte le ragioni per cui lui è vittima da 75 anni, e vai da un ebreo, ti racconterà con altrettanto numero di pagine delle violenze che ha subito, dei torti che ha subito, delle ragioni che ha. Allora lì il problema è Eschilo come lo risolveva? Con l'intervento del Dio. Siccome non sapeva uscirne, faceva scendere Zeus, che era Atena, che alla fine divideva la ragione dalla ragione. Puniva il cattivo e restituiva il buono alla giustizia. Allora, io racconto sempre una cosa, tutti voi ricordate la straordinaria storia mitologica di Orfeo ed Euridice. Orfeo ed Euridice. Orfeo scende nell'Averno, incanta il dio degli inferi con la sua musica, la sua poesia, che è quello che citava lui, no? Anche tu, la forza dell'arte, questa è la grande invenzione della Grecia classica, la potenza trasformatrice della poesia e della musica. Lo incanta, si fa restituire Euridice e l'altro gli dice: stai attento, perché tu l'avrai di nuovo viva, ma non ti devi voltare indietro. E lui risale i gironi dell'Averno, continuando a suonare la cetra, poi a un certo punto umanamente si volta, perché vuole vedere se Euridice è ancora Euridice, o se questo non gli ha restituito un fantasma, e lei scompare. Allora, palestinesi e israeliani,
fanno come ha fatto Orfeo, continuano a guardarsi indietro. È difficile chiedergli di cancellare la memoria. Qualcuno ci è riuscito più o meno, tra mille contraddizioni, in Sudafrica, del post-apartheid, con 2 geni, De Klerk e Mandela. Non ci sono personaggi di questo genere attualmente in quella zona del mondo. Allora, attenzione alla memoria. A un certo punto bisogna rinunciare alla memoria e cominciare da zero. Non lo so. L'abbiamo fatto noi dopo il 45. Quello a cui non rinunceremo, credo che nessuno di loro voglia rinunciare, è la vostra scrittura e il vostro lavoro, quindi a prescindere dalle dichiarazioni, quindi sicuramente penso che tutti vogliano che continuate a fare il vostro lavoro e speriamo anche che Damir ci offra altri romanzi, altre occasioni, ecco, per verificare quanto la letteratura possa esserci d'aiuto. Siamo noi a ringraziare voi per le vostre riflessioni, grazie per essere stati con noi, grazie anche agli interpreti che ci hanno aiutato questa sera, Giusto. Mira Lenger e Un Jan lavoro Banek. preziosissimo e loro